Partita per deboli di cuore alla Recchi di Salerno, tra Salernitana e Cagliari. Finisce 2-2 e dispiace ragazzi, dispiace perché il Cagliari era 2 volte avanti e la Salernitana pareggia nel finale con un rigore dubbio. Fatemi sapere nei commenti ragazzi se secondo voi il rigore c'era o non c'era. Sicuramente è un episodio dubbio, ma partiamo dall'inizio. Una partita veramente tesissima, c'è aria da dentro fuori, ma questo non lo dice nessuno. Ma l'aria è quella che si respira nelle partite da dentro fuori. C'è il Cagliari gioca col freno a mano tirato, la Salernitana attacca subito e si fa pericoloso, ma non impensierisce mai Scuffet. Le sorprese di Ranieri sono due: Nandez terzino destro, come aveva giocato pochi giorni fa con l'Uruguay, molto bene, infatti i primi 45 minuti li ha giocati molto bene, considerando che 2 giorni fa era tornato al fuso orario. E la seconda sorpresa è il ritorno di Marco Mancosu sulla tre quarti. È proprio qua che voglio partire ragazzi, l'importanza del trequartista. Al Cagliari mancava un collegamento di qualità tra il centrocampo e l'attacco, e Mancosu questo lo fa molto bene, nonostante non sia al 100%, perché lui prende palla e smista per Oristano e Lovumbo. Una verticalizzazione porta anche al vantaggio del Cagliari, poi annullato per fuorigioco di Lovumbo. Mancosu lo fa molto bene questo. Nel secondo tempo, quando al suo posto entra Viola lo fa altrettanto bene. Sicuramente ragazzi voglio dare una lode a Alberto Dossena, che fa una partita straordinaria, esce con i crampi, un gladiatore. Dossena, questo Cagliari deve giocare, un difensore veramente straordinario, che anche oggi è stato veramente fenomenale. Viola entra nel secondo tempo, entra anche Jankto, e l'ingresso di Viola e Jankto porta un aumento di qualità nel Cagliari. Infatti il Cagliari gioca più all'attacco, è proprio Viola che prende per mano il Cagliari e fa una grandissima partita. Però troviamo il vantaggio dopo da un recupero palla nel mettacampo della Salernitana. Jankto serve Lovumbo che ci porta in vantaggio. Ragazzi, zitto Lovumbo non è più una sorpresa, è sicuramente per questo Cagliari una certezza. Terzo gol in campionato per Lovumbo. La Salernitana ci riprende subito con Dia, ma il Cagliari non molla. È un Cagliari con Ranieri che vuole i 3 punti. Infatti Shomurodov, ci ributtiamo subito all'attacco, cross in mezzo e c'è proprio Viola che di testa, da attaccante vero, fa il 2-2. Nel finale ragazzi, rigore dubbio, soffriamo, il rigore è trasformato il 2-2 da Dia e la finisce 2-2. Sicuramente un punto importante in un campo difficile come quello di Salerno, ma rimane un po' l'amaro in bocca ragazzi, per essere andati avanti 2 volte in una partita così delicata a Salerno. Quindi vi chiedo ragazzi, secondo voi questo rigore c'era o non c'era? Analizziamo insieme la partita nei commenti, mettete un like al video e se siete tifosi del Cagliari ragazzi seguitemi, la nostra testa è già a Frosinone.